levate dal rincaro dei pedaggi autostradali. Le categorie sono in rivolta, soprattutto gli autotrasportatori. L'aumento per quanto riguarda i camionisti è previsto intorno al 10%, ma vediamo il servizio. Penso di non sbagliare nel dire che è l'autostrada più cara d'Italia. Eccolo il nuovo primato veneto, il tratto autostradale dal prezzo shock. Padova-Dolo, 11 km, 2,80 €. Ma non è che la punta dell'iceberg contro cui si sta schiantando il mondo del trasporto sulle autostrade venete. Aumenti tra l'1,6 e il 7,15% da tutte le aziende concessionarie. Tasse occulte, grida Confindustria Belluno, che affondano ancor più le aziende in crisi. Il presidente Formenti non nasconde di sognare il boicottaggio delle autostrade che provocherebbe intasamenti sulle strade normali, ed è proprio questo l'incubo dei sindaci della Riviera. Mentre comitati locali annunciano ricorsi, i primi cittadini temono incroci in tilt e serpentoni lungo il Brenta. Gli autotrasportatori intanto cercano di fare i conti. Un autotrasportatore può spendere in media durante un mese 600 € di pedaggi autostradali. Se l'aumento di questo comparto del nord-est d'Italia è superiore al 10%, 70 mi dà tanto, questo sarà l'aumento che inciderà sulle tasche degli autotrasportatori. I trasportatori di Confartigianato Vicenza parlano di aumenti ingiustificati che, in un settore piegato dalla concorrenza sleale dei trasportatori dell'Est, rischiano di mettere l'autotrasporto regionale definitivamente fuori mercato. Purtroppo ci sarà anche lì quelle aziende che riusciranno a sopravvivere e altre aziende che saranno costrette a chiudere. Si muove anche la politica, sia il segretario regionale dei Democratici, Rosanna Filippin, che i consiglieri regionali Bond e Cortellazzo, in rappresentanza unitaria di PDL e Nuovo Centrodestra, chiedono al governatore Zaia di intervenire contro i rincari della CAV, anche perché alla fine, in tutto questo, si fa presto a indovinare chi pagherà. Anche per i consumatori finali ci saranno probabilmente degli effetti negativi, perché, lo ricordo per l'ennesima volta, oltre il 90% delle merci in Italia viaggia su gomma, quindi se aumentano i costi di trasporto, chiaramente alla fine anche poi i merci che ci troveremo sugli scaffali dei negozi costeranno di più. E il sondaggio di questa sera è dedicato proprio a